Oggi avere uno stipendio di 1.400 euro al mese vuol dire essere povero. Così in mattinata il direttore di Confapi Venezia, per il quale lo stipendio è appena sopra la soglia del migliaio di euro, tra bollette, mutuo o affitto, minimo di spesa alimentare e figli a carico, manco il tempo di percepirlo che si è già sciolto come neve al sole. Per quello che è il tenore di vita, e quindi se noi vogliamo far crescere questo paese bisogna cominciare a lavorare anche sugli stipendi, perché il tenore di vita è talmente cambiato che non possiamo non riflettere anche su queste cose. Queste cose si chiamano lavoro, sicurezza, salute, legalità e formazione, temi al centro del protocollo regionale siglato oggi tra sindacati e Confapi, cioè le piccole e medie imprese del territorio, per sostenere il sistema economico nella ripresa post-pandemica. Sono 56.000 i lavoratori in Veneto con 13 contratti diversi rappresentati da questa confederazione e noi pensiamo che con loro di aver fatto un bel lavoro per riuscire ad andare incontro alle esigenze difficili che questi lavoratori hanno. L'accordo regionale parte dall'esigenza di cogliere le opportunità legate alle risorse del PNRR. La riattivazione dell'organismo paritetico su salute e sicurezza con azioni concrete relative alla formazione. Tra le sfide da concretizzarsi, oltre le parole, l'innovazione e la sostenibilità. Le competenze digitali di base, perché abbiamo rilevato, come dire, tra gli indici regionali che anche la Regione Veneto ha un indice DESI inferiore all'indice, come dire, europeo, la media europea,